sollievo ti darà. Un odore strano ma non quanto lo straniero che indecenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato come un bimbo che non nato. Dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male, questo andò. Poi giunse il dentista, un fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe un po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai. Vedi signor dottore, son guarito dal malore, mi riprendo dal torpore, vado via. Caro malato, io mi sono affezionato, vado retro, vado a letto, dormo un po'. Ma cosa le ho fatto? Io sto diventando matto, nella selva dei malati non ci sto. A questa minestra preferisco la finestra, vendo anima e salute al diavolo. Scapperò, questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai. Ciao Babbo Natale, io non chiedo tanto, una finestra, un alberello e nient'altro. Ma per favore raggiungimi qua, che hanno scambiato l'ossigeno con l'anidride carbonica. E questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. E perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce, non si esce, non si esce mai. Grazie.